Continua la serie positiva della Pro Favara che vince anche contro la Resuttana San Lorenzo. Si tratta della sesta vittoria in casa, la 12ª della stagione. Pro Favara che conquista i 3 punti e mantiene salda la terza posizione in classifica. 2-0 il risultato con le reti arrivate una per tempo, con i ragazzi di Gaetano Catalano che sono riusciti a controllare la gara, sfiorando il gol in almeno altre 3 occasioni e respingendo la pressione della Resuttana che ha cercato in tutti i modi di rimettere in sesto il risultato. Non credo che abbiamo fatto complessivamente male, sapevamo che era una partita difficile, sapevamo che la Resuttana aveva cambiato tanto, che era una squadra abbastanza organizzata. Devo dire che siamo partiti anche abbastanza bene, sviluppando bene tutto quello che avevamo fatto in settimana, però poi paradossalmente abbiamo concesso una palla gol quasi al 20° del primo tempo e forse ci siamo un po' innervositi perché non riuscivamo più a sfruttare le nostre situazioni e poi invece siamo riusciti a sbloccare la partita su alcune situazioni che in settimana avevamo lavorato e da lì penso che sia cambiato un po' tutto, perché in spogliatoio abbiamo sistemato alcune situazioni, nel secondo tempo abbiamo avuto un piglio diverso, abbiamo avuto 3-4 palle gol e sinceramente bisogna chiudere la partita prima perché non si può soffrire fino alla fine. Poi alla fine siamo riusciti a chiuderla e abbiamo lasciato un'altra palla gol al 95° che mi fa molto arrabbiare, però dico complessivamente non posso fare che complimenti ai ragazzi per quello che fanno, per come si applicano. Era importante vincere questa partita, dare continuità a quello che abbiamo fatto e adesso penseremo alla prossima. E a proposito di continuità, domenica prossima a Leonforte, oltre che un freddo meteorologico, ci aspetta anche un altro bel impegno. Assolutamente, è una squadra che viene da 2 risultati negativi nel nuovo anno e quindi sicuramente sarà una partita da preparare bene, è una partita da stare molto attenti perché se vogliamo continuare a sognare bisogna continuare a vincere. Certo, era un po' difficile fare il risultato a Favara, ce l'avete messo tutta, però alla fine non è andata. Ma non è andata perché il risultato dice questo. Forse se non avessimo preso gol allo scadere del primo tempo magari avremmo visto una partita diversa il secondo tempo. Anche perché sapendo di affrontare una squadra forte che merita i punti in classifica che ha, il primo tempo nonostante loro hanno avuto un buon controllo del campo, noi abbiamo avuto però delle occasioni dove potevamo sbloccare il risultato. Quando non riesci a sbloccare il risultato in queste situazioni, poi magari una squadra forte che comunque gioca in casa e in casa riesce a mettere un ritmo importante ti può mettere in difficoltà. Secondo te avete fatto una bella pressione? Sì, ci abbiamo provato, anche se sapevamo che potevamo, sbilanciandoci un po', potevamo rischiare qualcosina tenendo la difesa qualche metro più avanti, però era un rischio che dovevamo correre per provare a pareggiare la partita, però l'episodio poi ci ha un po' tagliato le gambe alla fine, ma credo che i ragazzi abbiano fatto una buona prestazione. Il vantaggio è arrivato al 43esimo con l'immancabile Lapiana che dimostra ogni partita di essere l'uomo decisivo per la Pro Favara. Il numero 7 è stato bravo a finalizzare una bellissima azione. Retucci per De Luca che si incunea in aria e sul limite della linea di fondo crossa in mezzo dove arriva appunto Lapiana che insacca. Il raddoppio alla fine del secondo tempo, nei primi minuti di recupero. L'azione parte da Rizzo che serve Lapiana, il quale entra in area e crossa in mezzo dove Graziano controlla la palla, evita l'intervento di 2 difensori della Resuttana e batte il portiere. Vittoria che fa morale, soddisfa la dirigenza e permette alla Pro Favara di stare sul podio del campionato d'eccellenza Girone A alle spalle di Acragas ed Enna. Era importante intanto continuare la strada che abbiamo preso già all'inizio del campionato, perché non è facile ripartire in questo modo. E poi incontriamo una squadra che secondo me non riesco a capire come ha questa classifica, perché ho detto che intanto è un campionato difficile, però è una squadra che gioca, ha dei giocatori importanti e ci ha messo in difficoltà, quindi non era facile, però insomma alla fine l'abbiamo spuntata. Ho visto un po' di nervosismo in più in campo? No, ma i ragazzi cercano sempre di
fare il meglio che possono, cioè, mettono l'anima, e quindi essendo che c'è anche un po' di pressione adesso perché magari la classifica comincia a farsi interessante, cercare di mantenere quel terzo posto oggi non è facile, quindi, perché gli altri stanno a guardare, e quindi sì, magari c'è la paura di poter sbagliare qualcosa, però poi alla fine sì, basta, finisce la partita, finisce tutto. E questa è la strada per continuare nel percorso intrapreso? Sì, questa è la strada che avevamo preannunciato e ad oggi ci siamo. Ancora mancano tante partite, vediamo se riusciamo a mantenere questa scia, sarebbe una cosa importante, però le partite si giocano in campo e quindi con le chiacchiere lasciano il tempo che trovano.